Gentili ascoltatori, buona giornata a voi tutti dal Sensitivo Locchi. Ritornando sul caso di Liliana Resinovic, qualcosa non ha funzionato. Molto probabilmente l'esame autoptico, l'autopsia che è stata fatta sui poveri resti, non ha detto nulla, non ha detto di cosa è morta, se è un omicidio, se si è sentita male, non dice proprio assolutamente nulla all'autopsia. E il magistrato titolare dell'indagine ha bisogno di elementi, di prove per aprire un'inchiesta, per aprire un'indagine, per emettere anche dei provvedimenti. E ad oggi purtroppo questi elementi non sono arrivati perché in virtù proprio di quello che ha detto il medico legale, perché adesso, signori, questi medici legali hanno potere decisionale su tutte le cause. O è stata fatta male l'autopsia, o, signori, io non riesco a capire come mai a me il mio spirito guida, il pendolino, in quei vari consulti che ho fatto su questa triste vicenda, mi indicano che con molta probabilità Liliana Resinovic è stata suicidata, non si è suicidata sola e non è morta di morte naturale, perché è una donna che era molto energica, andava in bicicletta, non stava male e non aveva nessuna intenzione di togliersi la vita. Qualcuno ha delle responsabilità e questo qualcuno ancora non è stato identificato. Ora, l'autopsia è stata fatta male? Non ci sono delle certezze e la magistratura lavora sulle certezze. Dico anche una cosa, questo fatto mi ricorda anche il caso di mia povera madre, che a distanza di oltre 7 anni dal 2015 ancora non sappiamo di cosa è morta, perché per varie cose che sono accadute. Comunque noi a distanza di 7 anni mamma è morta e non sappiamo il motivo. Di nuovo, amici, buon proseguimento di giornata a tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia.